trascinata che brillando nel sole, legati a questi colori, una maglia con dei valori e tutto lo stadio urla bianco, come la luce di questa città, rosso, come l'amore per la squadra, bianco, come la luce di questa città, rosso, come l'amore per la squadra. Come dire mio, più cambia che di San Siro, ci piace insultare così, Don Carlo Misilmeri. Ogni volta che ti senti sola, sappi che non sei davvero sola, la tua gente non ti vola mai, lo vedi dal pubblico quanto ora, non c'entra la categoria, la scuola del cuore, la sintonia, tutti insieme veniamo la mia, con un altro non è mica pazzia, andiamo a mettere vedi, che resteremo in piedi, portiamo in alto questi colori, bandiere sciape, le cori, porta trascinato che è brillando nel sole, Don Carlo Misilmeri il nome, Don Carlo Misilmeri. Come la luce di questa città, rosso, come l'amore per la squadra, bianco, come la luce di questa città, rosso, come l'amore per la squadra. Amici di Sportisili, ciao, un saluto da Salvo Geraci, siamo live dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, e Don Carlo Misilmeri, oratorio marineo, 17ª giornata della Girone A di eccellenza siciliana, squadre in campo con il Misilmeri in tenuta blu scura con il 3-5-2 di Tommaso Napoli, Zumo in porta, Pellegrino, Cosentino e Basile in difesa, a centrocampo Longo, Cerniglia, Romano, Mendola e Lavardera in attacco, Manfred e Gueye. A disposizione in panchina Di Salvo e Arduino per la porta, poi Aiello, Muzzo, La Paia, Messina, Gambino e Sannasardo. Risponde l'oratorio marineo con la propria maglia a scacchi biancorossa, il 4-2-3-1 di Dino Marino, oggi squalificato. C'è il vice Domenico Bonanno, Marino, Simone in porta, in difesa Amodeo, Daniello, Maggio e Tarantino, a centrocampo Altieri e Consiglio, Tripiano a destra, Mondino a sinistra, Azzara dietro l'unica punta, Barbera. Tutti comodi, è iniziato il derby dell'Eleuterio di questo campionato di eccellenza in casa del Misilmeri contro il Marineo, che ha a disposizione in panchina Faraci per la porta, poi Antonino Di Peri, Salvo Di Peri, il classe 88, Amorello, Vinicius, Salvo Di Peri Junior, ovvero il classe 2002, e infine Prestia, Mastro Paolo e Palma. L'arbitro della partita è Matteo Piazza di Agrigento, assistito da Gaspare Piranio di Palermo e Giuseppe Mangiapane, anche lui della sezione di Agrigento. Il match è iniziato da più di una trentina di secondi con il Marineo che ha conquistato questo calcio di punizione. Pioggia, vento qui a Misilmeri, maltempo che si sta estendendo un po' nella parte occidentale della Sicilia, tant'è che ci sono problemi a giocare a Casteldaccia. Per Casteldaccia Marsala sembra essere rinviata la partita. Vi daremo ulteriori aggiornamenti più in là nel corso del pomeriggio, anche per quanto riguarda i cambiamenti degli altri risultati. Infatti
c'è il Partinico Dace avanti grazie al rigore trasformato da Olaoye. La Misilmeri gestisce palla con il pallone che termina in fallo laterale. Maltempo che ha colpito Misilmeri anche per quanto riguarda la torretta da dove vengono trasmesse le partite. Infatti oggi ci troviamo a bordo campo, per questo la visuale è diversa dal solito. Prova ad attaccare Longo, c'è però il fischio dell'arbitro e allora tutto fermo, calcio di punizione, partita che si sta giocando a porte chiuse. Sono veramente alla fine i lavori per il rifacimento della tribuna centrale, manca l'autorizzazione per consentire l'ingresso al pubblico che ormai manca da diversi mesi, esattamente da settembre. Isilmeri che in campionato ancora non ha potuto ospitare i propri tifosi, che sono comunque sempre presenti oltre le grate che delimitano il terreno di gioco dall'esterno. La rimessa battuta dal Marineo, Gueye arriva contro Tarantino, il pallone girato dall'altro lato finisce in questo momento fuori. Si ferma però Gueye per qualche secondo, adesso si rialza l'ex Vittoria. Come al solito Misilmeri e Marineo si affrontano diverse volte nell'arco della stagione, perché capita sempre la doppia sfida ai 16esimi della Coppa di categoria. Quest'anno ha avuto la meglio le Misilmeri, 2-0 all'andata e l'1-0 al ritorno in casa del Marineo in campionato. Nel girone d'andata ebbe la meglio il Marineo, sempre con il risultato di 1-0. Dunque 2 vittorie per il Misilmeri e una per il Marineo, che è assolutamente diverso rispetto a quello del girone d'andata. Si è rinforzato tanto con 11 ingressi dal mercato invernale e ha cambiato volto dopo l'arrivo di Dino Marino in seguito alle dimissioni di Giovanni Mantegna. Occhio alla conclusione da parte di Mondino, c'è l'intervento di Zumo per il calcio d'angolo, la prima occasione della partita con Paolo Mondino che agisce sulla destra. Sulla linea dei trequartisti. Calcio d'angolo dunque per il Marineo, che ha approcciato bene la partita. Occhio però alla caduta di Daniello, perché c'è il contatto all'interno dell'area con Pellegrino. I due hanno qualcosa da dirsi, poi si abbracciano. L'arbitro li guarda, li osserva e dice: bisogna battere il calcio d'angolo. Infatti quello che avviene adesso, pallone verso il primo palo, lo allontana di testa a Manfred, se la allunga a Gueye. 2 contro 3, il Misilmeri avanti con David Gueye. Serve dall'altro lato la corrente per il mancino, provato da Longo. C'è il calcio di rigore per il Misilmeri, la munizione per Simone Marino, il portiere del Marineo. E allora calcio di rigore per il Misilmeri, c'è l'opportunità di sbloccarla subito questa partita, nonostante la prima occasione a favore degli ospiti. È passato in vantaggio intanto l'Athletic Palermo contro la Super Giovane Castelbuono. Il gol di Birardi, Athletic 1, Super Giovane 0. Dal dischetto Gueye, che così potrebbe fare il primo gol con la maglia della Don Carlo Misilmeri. Per l'occasione si sistema i lacci degli scarpini, se la dovrà vedere con Simone Marino, ex della partita, che poco fa ha commesso il fallo da rigore e si è preso il cartellino giallo.
discusso un po' Simone Marino verso l'arbitro, occasione del fallo. Solite indicazioni per mantenere un piede sulla linea di porta nel momento del tuffo. Dunque Gheie contro Simone Marino. Parte Gheie con la finta, il gol, l'1-0 del Misil Meri, il primo gol con la nuova maglia per David Gheie, 1-0. Festeggia con la panchina David Gheie, uno degli arrivi invernali da casa Don Carlo Misil Meri, trasformato in rigore che si è andato a conquistare Longo. Partita dunque che si sblocca con il gol di Gheie all'8° minuto. E adesso vedremo la reazione del Marineo, che nella scorsa partita ha pareggiato 2-2 contro la Parmonval. Marineo che ha subito il gol che ha decretato il pareggio all'88°, a 2 dalla fine, dopo aver rimontato grazie al rigore di Maggio e al gol, il primo in biancorosso di Barbera. Misilmer invece che reduce dalla sconfitta di Sciacca per 2-0. Dove ha subito diverse occasioni considerevoli da parte dello Sciacca. Terreno di gioco della Gurrera che consente il solito gioco fluido per le squadre che sono abituate in un manto erboso come questo dell'Aloisio a giocare. Marineo invece che contro la Parmoval ha sprecato tanto, poteva chiuderla in anticipo che c'è stato ieri per questa giornata di campionato. Ce ne sono stati 2, entrambi finiti con il risultato di 1-0, la vittoria del Castellammare contro proprio l'Unitas Sciacca e la vittoria della stessa Parmoval contro il San Vitolo Capo. Misilmeri che lotta per la zona playoff, vuole restarci. Marineo che invece lotta per la salvezza a un passo dall'uscita dalla zona playout. Maggio, chiusura regolare sul proprio avversario che stava avendo campo aperto lungo la fascia di sinistra. Adesso Maggio si rassicura delle condizioni di Pellegrino, colui che è caduto a terra. Rimesso laterale per il Misilmeri. La battuta è lunga verso il centro dell'area, prova a staccare Costantino, c'è fallo in attacco commesso proprio da Alberto Costantino, che oggi torna da titolare dopo uno stop che l'ha costretto a diverse panchine. Oggi si riprende il centro della difesa, la prima da titolare inoltre per Cristian Basile,
centrale classe 2006, arrivato dalla primavera del Palermo, ha debuttato a Sciacca, oggi va alla prima da titolare. A destra agisce Longo, data anche la partenza di Joao Ricciulli, direzione Sciacca. Prende palla proprio adesso, Longo, pallone in profondità, a cercare Gueye, la chiusura in calcio d'angolo di Daniello. Dalla bandierina andrà Giuseppe Romano. Parte il mancino di Romano al centro, lo stacco di testa di Manfred, centrale per Simone Marino. Marineo che d'altro canto presente in campo praticamente tutti gli acquisti invernali, tranne Amodeo, il terzino destro, che anzi si è preso il posto da titolare. E poi imprescindibile Francesco Maggio, il capitano. In panchina però ci sono, sì, 9 posti coperti su 9, ed è stata una delle notti dolenti del Marineo per quanto riguarda il girone d'andata, anche se oggi ci sono 3 giocatori non al meglio. Classe 88, Totò, Di Peri, Vinicius e Mastro Paolo. Passaggio per Longo, mette di prima in mezzo, Gueye non riesce a calciare, l'azione rimane viva. Pellegrino mette dentro, serie di tocchi, allontana il Marineo, c'è però il fischio dell'arbitro. Azione che è stata stoppata di testa Cosentino. Romano allontana, la fa prendere Maggio, scambia con Consiglio, ancora Maggio, va a rispondere il Misilmeri con Basile. Mendola, deviazione, a rimessa laterale. Manfred, subito arriva Consiglio per una nuova rimessa laterale. Consiglio che ha fatto il trasloco dal girone B al girone A, che ha vestito la maglia del Rosmarino, il girone orientale di questa eccellenza. Ancora Consiglio, Daniello, Maggio per Tarantino, anche per lui. Passaggio dal girone B al girone A, dalla maglia del Mazzarrone, quella del Marineo. Calcio d'angolo, la squadra ospite. C'è Mondino assieme ad Azzara. Andrà Mondino perché Azzara raggiunge i compagni al centro dell'area. Parte Mondino, pallone interessante sul primo palo, lo stacco a liberare. Longo riprende la Marineo, ancora con Paolo Mondino, il cross a rientrare in mezzo. Cosentino non la rilancia, ci pensa Romano, mandarla più lontano possibile. Marineo che prova a costruire dopo aver subito il gol. Il calcio di rigore trasformato da Gueye all'8° minuto.
Daniello non la riesce a prendere di testa Mondino, arriva a Zummo. In questo momento Mondino è passato a destra, Azzara invece a sinistra, almeno per questa fase di non possesso. Gueye la prende di testa, Azzara la mette giù, l'arrivo di Lavardera, poi Cerniglia, Longo, Azzara, Altieri, Tripiano, ex della partita passato proprio al Marineo dal Misilmeri questa stagione. Occhio alla coordinazione voluta da Azzara, che ringrazia il compagno. È rimessa. Per il Misilmeri. Ripiano l'anticipo. La inseguono Barbera e Costantino. Zummo la tocca, poi la blocca. Misilmeri che oggi, o comunque da oggi, deve fare a meno di Capozzucchi, squalificato dal giudice sportivo per 3 giornate, seguito a fatti legati alla gara di Sciacca. Mentre in panchina c'è il ritorno di Sannasardo dall'infortunio di Castelbuono dopo 6 minuti dal suo debutto. Allontana qui il pallone Daniello, nuova rimessa per il Misilmeri. Assenti anche Rudonia e Cintura, con quest'ultimo che ha un paio di sirene di mercato. Si prova il cross con Pellegrino, lo effettua, ribattuto dagli avversari e angolo. Lo va a battere Lavardera, in testa ha una fascia per capelli molto vistosa. Parte il suo destro alto, di testa Zara allontana, non ci può arrivare Mondino, la ripropone Romano, Manfrey in mezzo alla mischia, ancora Manfrey con Amodeo, poi il tiro in porta per il 2-0 del Misilmeri con Pellegrino. Un'azione insistita, alla fine Pellegrino è riuscito a battere il portiere avversario, raddoppiare la situazione. Aveva allontanata Amodeo, ci ha pensato Pellegrino a fare 2-0. Raddoppia dunque il Misilmeri, raddoppia anche il vento all'Aloisio, che smuove la pioggia. Forse non ci si aspettava questo impatto per quanto riguarda il risultato dopo 20 minuti a sfavore della Marineo. I pronostici erano comunque dalla parte della Misilmeri, ma non in una maniera così istantanea. Marineo che dovrà fare a meno di Dino Marino in panchina fino al 20 febbraio. Infatti contro la Parmaval lui era squalificato per somma di ammonizioni, ma è stato beccato dalla terna arbitrale per
proteste anche dall'esterno del rettangolo di gioco. Allora si è andato a prendere un'altra sanzione, un ulteriore provvedimento disciplinare decisamente più pesante. C'è da aggiungere che lui ci è abituato e l'ho anche dichiarato apertamente in qualche intervista. Punizione per il Marineo Battemaggio, 3 in barriera. Tiro potente, molto largo. La solita punta di Maggio, queste circostanze, certe volte fa male, certe volte come questa non esce bene. Il rinvio di Zummo, cielo molto grigio a Misilmeri, rimessa per la squadra di casa. Cerniglia preferisce andare dietro da Cosentino. Zummo rientra prima nella propria area, poi si affida a Basile. Tacco voluto da Mendola, intervento di Pellegrino, l'autore del secondo gol del Misilmeri. Cerniglia, pallone rimbalza, dove va a prendere il consiglio ancora Cerniglia. C'è la punizione per il Marineo, fischiata dall'arbitro. La battuta di consiglio allontana Cosentino di testa, la prende la Vardera in una zona pericolosa, fa correre però i suoi Gueye, se la lunga, superando così Tarantino. Ancora Gueye all'avversario davanti, propone in mezzo, questa era l'intenzione, si prende l'angolo. Sempre la Vardera a battere, a chiamare lo schema. La battuta è corta, cerca di gestirla Romano, la gira però fuori. Dino Marino sta guardando la partita dietro la porta di Simone Marino, tant'è che ha dato qualche indicazione a Tripiano e con il suo ombrello a ripararsi dalla pioggia. Apertura molto buona per Tarantino, il pallone però è lungo. La Vardera, colpo di testa di Altieri, metterla fuori. Superata la metà del primo tempo, Misilmeri avanti 2-0, il gol di Gueye all'8° sul rigore e di Pellegrino al 20°. Tripiano, passaggio di prima, Zara non segue
la traiettoria del pallone. Allora Cosentino, Basile, mezzo al campo Manfred, riparte dalla linea di centrocampo, di testa Altieri, Azzara, ancora Altieri, se la ritrova lì, poi Cerniglia cade, Altieri la recupera il Marineo. Azzara, inizio di stagione in Serie D per lui, al Matese. L'anno scorso ha sfiorato il salto in quarta serie con il Modica ai playoff nazionali. Maggio. Usa anche il corpo il capitano della Marineo. La rilancia Tarantino. Sponda di Barbera per Mondino. Non può gestirla in avanti. Il Marineo però resta nella metà campo avversaria. Azzara. Consiglio. Da fuori. Tira Zummo. Si distende. Zummo stava quasi bloccando a terra. Pallone che dopo la deviazione del portiere è andato a fare la sua corsa rasoterra. La battuta dell'angolo in mezzo. Barbera prova a colpirla. Non ci arriva con la testa. La tocca un po' con il petto. La prende Zummo. La Barbera. Adesso Cosentino servito da Cerniglia. Basile. Pallone per Gueye, non ce la fa a passarla perché ha Maggio davanti. E quindi la recupera il Marineo di testa Tarantino. Disturbato da Longo, il pallone arriva a Mondino. Altieri. Si fa qualche metro in più il cross. La Vardera. Senza paura. Consiglio. Con calma. Il Marineo. Maggio. Daniello. Addirittura lui l'ha iniziata in promozione quest'annata al Regina Mundi. Però nella sua carriera vanta un gran gol con la maglia della Licata Serie D contro il Palermo. Manfred. Basile. Pellegrino. La pioggia aumenta, poi diminuisce, aumenta, diminuisce, il ciclo riparte. Si sono accesi anche i fari dell'Aloisio e di conseguenza la visibilità si riduce. Tarantino prima di Longo, la Vardera, Gueye, lascia Amendola, Pellegrino, il cross in mezzo, Longo la vede arrivare all'ultimo, non la salva.
nella Misilmeri. Cerniglia fa il braccetto di destra, Pellegrino agisce sulla fascia, la Vardera fa la mezzala destra. Il pallone è toccato da Mendola, anche se la Vardera era meglio posizionato. Adesso Romano deve stare attento dato l'arrivo di Azzara. Zummo, rilancio nella panchina del Marineo. Romano, Gueye col tacco, Manfred, apertura dalle parti di Longo, cade però Gueye, c'è il calcio di punizione, l'azione non prosegue per il vantaggio, sono in due a stare giù. Tutto ok, lato Marineo, Gueye però rimane a terra. Si chiede l'intervento della panchina. Dall'altro lato invece Zummo, il portiere del Misilmeri, ne approfitta per correre, tenersi caldo. Cure mediche per Gueye, Spray. Ha avuto qualche problemino nei primi minuti, si era ripreso subito. Misilmeri che non avrebbe una punta centrale, comunque una seconda punta di ruolo in panchina nel caso di forfait. Lascia il campo Gueye momentaneamente. È possesso Marineo. Per cui Spray all'altezza della caviglia sinistra, si chiede il rientro in campo. L'arbitro dà l'ok. Azzara. Rilancia Pellegrino. Adesso Maggio. Consiglio. Maggio finta contro Manfred. Altieri, velo di Azzara, mette fuori Longo. Maggio, Daniello, apertura la Vardera prima di Altieri, poi intervento su Consiglio, falloso giallo per la Vardera. Secondo giallo della partita dopo quello a Simone Marino, l'occasione del fallo da rigore poi trasformato da Gueye.
Qui il fallo lo commette Romano. E allora punizione per il Marineo. Bisogna aspettare l'arbitro. Soprattutto bisogna confermare la posizione del pallone. Batte Maggio, che prende la distanza e fa i propri calcoli. Eventualmente c'è anche Azzara. 3 in barriera per il Misilmeri. Parte invece Azzara, basso, fuori. Lamenta qualcosa Azzara. Anche Zumo. Dialogo a distanza con Azzara tra i due giocatori. Zumo chiede ai suoi di salire. 39esimo. 6 più recupero. Tempo mancante all'intervallo. Azzara incide il rimpallo contro Longo per l'apertura. Dall'altro lato dove c'è Amodeo, la scivolata di Mendola. Maggio, Tarantino. Consiglio, diagonale per far rientrare Altieri. Niente, la tocca poi Consiglio, ma il pallone arriva a Manfred. Si allarga Longo, salgono Lavardera e Gueye in anticipo. Maggio. E il lancio è lungo per la corsa di Mondino. La prende e contro Basile il duello. Rientra Mondino. Esce un altro po'. C'è Tripiano eventualmente. Adesso il pallone è di Consiglio. Il tiro ribattuto da Mendola. Romano non salva la rimessa laterale per la squadra ospite. Batte Tarantino. Cerca Altieri. Ancora Altieri fino in fondo contro la Vardera. La salva anche da terra, ma la riprende Altieri. Ultimo tocco di Lavardera. Calcio d'angolo. Insiste con le proteste Zumo. C'è un giallo in vista. E invece no, perché l'arbitro va a parlarci con Zumo. Raccomandazione. Batte Consiglio dalla bandierina. Il pallone dentro di testa. Allontana Cosentino. Trepiano, Daniello verso Consiglio, l'aggancio provato. C'è però il fuorigioco. Era stato fermato da Romano. Azione però ferma a prescindere. Longo al volo, il gol del Misilmeri. Approfittando di questo pallone libero, la rete di Longo, 3-0. Partita in discesa per il Misilmeri, più cinico rispetto al Marineo, anche se
sta creando tantissime palle da gol, tantissime proteste da parte della squadra ospite verso uno degli assistenti arbitrali. Dunque 3-0 per la squadra di Tommaso Napoli. Dialogano anche l'arbitro e l'assistente. 3-0 che c'è. Si riprende a giocare con un gol che mette più sicurezza al Misilmeri, soprattutto in vista dell'intervallo. Fallo qui su Altieri. Calcio di punizione già battuto. Tripiano. Maggio. Di testa Longo, l'autore del gol di poco fa. Maggio. Lancio lungo di testa, ha provato il colpo. Mondino. Si riparte dalla rimessa laterale. Potrebbero esserci 2 minuti di recupero. Vedremo tra poco. Azzara. Morbido. Cicerniglia. Riprende Altieri. Vorrebbe costruire qualcosa di importante il Marineo. Barbera anticipato da Cosentino. Barbera. C'è il tiro a schiacciare. Basso, Zumo, rimane nel pallone. Ne approfitta Zara. Il gol del Marineo che riapre i conti con Angelo Zara. 3-1. Respinta corta di Zumo che paga. Segna Zara. Il Marineo c'è. L'ha dimostrato per tutto il primo tempo. - 3-1 dunque. Inizia adesso il tempo di recupero. Gol è per il Marineo che ci sta. Dopo essere stato presente nel corso dei 45 minuti non sono arrivate tantissime occasioni ad impensierire in maniera seria Zumo, anche se aveva compiuto una parata in distesa. Mancava il pallone, eccolo qui. Amodeo sbaglia la rimessa laterale. L'arbitro gliela fa ripetere. La panchina del Misilmeri protesta.
decisamente meglio adesso. Rilancia Cosentino, di testa Tripiano, salta anche Barbera. Gueye lo va a disturbare Tripiano, pallone che arriva a Manfred, non lo ferma Consiglio, Manfred riparte, Lungo aveva chiesto palla sulla destra, adesso Pellegrino, lungolina verso Gueye, la scivolata di Daniello, la Vardera, controllo, non può stare molto fermo lì perché gli avversari possono attaccarlo subito. Mendola, largo, Pellegrino, troppo lungo, scivolata ancora di Daniello, si lotta nei pressi della bandierina, c'è anche il fallo. Commesso da Daniello, nessun cartellino. E punizione, sembra essere quasi un calcio d'angolo. Stanno finendo i primi tempi dagli altri campi. Sempre 0-0 tra San Giorgio Piana e Folgore Castelvetrano. La Vardera batte. La proposta in mezzo, Simone Marino. E poi il tocco da parte di un avversario che gli dà fortuna. Finisce il primo tempo. Dopo 3-10 di recupero, 3-1 per la Don Carlo Misilmeri. Le reti di Gueye sul rigore all'8, Pellegrino al 20, Longo al 42, ha riaperto i conti a Zara al 45. Misilmeri più cinico, Marineo che è rimasto di più nella metacampo avversaria. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo per la ripresa. Sì, è un evento storico, per la prima volta che questo evento, torneo delle regioni, un torneo importante in ambito dilettantistico, viene organizzato in Sicilia a dimostrazione di una straordinaria collaborazione, armonia tra le istituzioni e il mondo del calcio, una armonia che noi auspichiamo ad ogni livello, anche in altri ambienti al di fuori della regione Sicilia. Questa è un'occasione anche per poter dare ai ragazzi il modo di confrontarsi fisicamente, non come PlayStation, quindi un modo di socializzare e finalmente tornare ad essere umani. È uno degli aspetti più importanti della competizione. Tantissimi giovani, adolescenti provenienti da 20 regioni d'Italia hanno la possibilità di confrontarsi, di conoscere dei luoghi nuovi, diversi, di potersi relazionare, e questo credo che sia una delle cose più belle che noi possiamo offrire ai ragazzi. Presidente, cambiando un attimo ambito, si avvicina la data del 3 febbraio, l'assemblea elettiva, come procede la tabella di marcia? C'è un programma, c'è una piattaforma, continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, confronti continui con tutte le componenti, perché non è un problema di una candidatura, il problema è trovare le condizioni di equilibrio di un lavoro che possono portare dei vantaggi a tutto il mondo del calcio. Senti, facendo un bilancio tuo finale, come lo giudichi alla fine? Secondo noi è stato positivo? Io lo ritengo positivo sia sotto il profilo dei risultati sportivi, abbiamo centrato dei risultati storici, la prima volta l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, abbiamo vinto il premio Burlaz per la prima volta nella storia, l'Under 19 ha vinto il campionato europeo, l'Under 20 è secondo al campionato del mondo, abbiamo vice campione del mondo in beach, abbiamo fatto dei risultati importanti. Certo, potevamo fare meglio con una qualificazione mondiali che sapete come ci è sfuggita proprio qui a Palermo, sapete come potevamo fare meglio al campionato europeo, però la nazionale si sta riprendendo, abbiamo credo un allenatore importante. Sotto altri aspetti di politica sportiva credo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, soltanto chi vuole creare strumentalizzazioni può andare oltre, ma
credo che i risultati sono piuttosto evidenti. Senti, la scelta di molti stranieri chiude lo spazio ai nostri ragazzi, e questo può essere un torneo che magari può dargli anche l'entusiasmo per poter continuare, magari viene fuori un qualcosa. Ma io credo, sono molto fiducioso perché c'è una sorta di inversione di rotta nella politica di gestione del materiale tecnico dei nostri giovani da parte delle società. L'ho detto prima, i risultati delle nostre nazionali giovanili sono risultati strabilianti. Bisogna soltanto saper conciliare la qualità del talento con l'opportunità nel farli giocare. L'auspicio è che molte società, come già stanno facendo, continuino a utilizzare i nostri giovani, e questo farà bene non solo alle nazionali ma anche ai club. Presidente Castiglia, partiamo dalle cronache del weekend. La meta continua a rappresentare al meglio la Sicilia nel futsal nazionale. Assolutamente sì, un grandissimo evento a Catania, la Supercoppa di Serie A, più di 3.000 spettatori, un qualcosa di unico e spettacolare, con la vittoria di una società siciliana, la Meta Catania, vincitrice dello scudetto e anche adesso della Supercoppa. Più in generale, anche se ormai sei in orbita nazionale, qual è lo stato di salute del futsal siciliano, guardandolo anche su scala nazionale? Ma devo dirti, la Sicilia sicuramente è una delle regioni più presenti, ma anche a livello nazionale una grandissima crescita, un futsal sempre più presente nello sport dei giovani e anche dei meno giovani, quindi questo era un qualcosa che fa piacere e che porta sempre in alto il calcio a 5 a livello nazionale. Facciamo adesso un punto per quello che è l'inizio del tuo mandato da presidente della divisione, come stanno andando le cose e quali sono anche i programmi sul breve e sul medio-lungo termine. Devo dirti che sta andando tanto bene, ho accelerato tantissimo, ho al fianco il presidente Gravino, il presidente Abete, una divisione che torna in consiglio federale, quindi tanto, come dire, tante cose fatte ma tantissime ancora cose da fare. Che emozione nell'ospitare per la prima volta nella storia un torneo del genere nella nostra regione. Come avete visto, tanta emozione, perché fare per la prima volta il torneo delle regioni in Sicilia, oltre a determinare un momento come dire, di grande impegno per tutti noi, determina anche tanta responsabilità, tanto senso di responsabilità, proprio perché vogliamo fare un grande torneo che metta insieme tutte le anime della Sicilia e tutti i territori della Sicilia. Quindi abbiamo coinvolto Palermo e Trapani, dove ci sarà il girone A, Agrigento, Caltanissetta, Enna il girone B, il girone C Ragusa e Siracusa, il girone D Catania e Giardini, il girone E Taormina, Messina. Insomma, abbiamo messo insieme tutta la Sicilia. Comprenderete voi che la Sicilia è una regione molto grande, quindi sarà un impegno non di poco conto. Gli obiettivi, vogliamo raggiungere 4 obiettivi che sono diversi dal fare propriamente un'attività sportiva. Vogliamo promuovere l'evento sportivo, ma vogliamo promuovere anche la nostra terra, la nostra meravigliosa terra. Vogliamo dare un forte contrasto di violenza alla violenza e vogliamo anche fare un'azione, un'attività di solidarietà. Quindi credo che abbiamo fatto una bella conferenza stampa di presentazione del torneo, alla presenza delle massime autorità regionali, delle massime autorità di federazione e Lega. Mai come oggi c'è stata tutta questa attenzione, tutta questa vicinanza attorno al Comitato regionale Sicilia. Quindi siamo veramente contenti e andiamo avanti, questa è la strada giusta. Per te è una soddisfazione questo successo? Non c'è bisogno di dirlo, è una grande soddisfazione. Il momento più importante, lo voglio dire, il momento più importante della mia presidenza, del mio essere dentro la Lega Nazionale Dilettanti. Ci sono da tanto tempo, questo è il momento nel quale sto mettendo insieme i sacrifici di tanti anni, gli impegni di tanti anni. Voi considerate che quest'anno la Regione Sicilia è stato un report del Corriere dello Sport, quando in pratica è stato sottolineato che in questi primi 3 mesi degli inizi del campionato in tutta Italia ci sono state oltre 190 episodi di aggressione agli arbitri. Non diciamo quali sono le regioni, ma tanto sono scritte, ma non è questo importante, può capitare a tutti. Ciò che è importante è che la Sicilia, che prima aveva negli anni passati un gran numero di aggressioni, quest'anno nella prima fase del campionato soltanto 5, quindi
e peraltro nessuno di questi episodi è stato grave, ha determinato momenti di prognosi, quindi una regione che anche da questo punto di vista sta lavorando molto e sta raccogliendo i risultati. Questo è quello che è il mio lavoro. Sugli impiantisti che ci Beh, aumentano sempre di più gli impianti in erba artificiale. Lei consideri che quando noi siamo arrivati al governo della regione, del Comitato regionale Sicilia, c'erano soltanto 19 impianti in erba naturale. Oggi abbiamo superato i 170 in erba artificiale, in un contesto che è sempre in continuo aumento. Quindi credo che sì, l'impiantistica sportiva ha anche ancora bisogno di fare grandi passi avanti per migliorare, ma certamente rispetto al 2007 la situazione va molto meglio. Dico, la domanda era diversa, siccome non avete comunicato ancora gli impianti, state avendo difficoltà? Assolutamente no, abbiamo problemi di abbondanza semmai, cioè, problemi a sceglierli. No, cioè, semmai abbiamo problemi di abbondanza e abbiamo tante richieste e siccome il torneo si svilupperà secondo questa formula che gioca per esempio la Sicilia con la Lombardia, si sceglie il campo, alle 7 giocano i giovanissimi, alle 9 giocano i giovanissimi, alle 11 gli allievi, alle 14 gli juniores, alle 17 il femminile, tutti nello stesso campo. Quindi scegliendo questa formula che è ormai consolidata nelle altre regioni, il rischio che noi abbiamo è che molti campi li dobbiamo escludere, quindi abbiamo questo problema di abbondanza, che non è mai un problema l'abbondanza, però insomma dobbiamo spiegare alle persone come faremo le scelte.
È iniziato il secondo tempo di Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo sotto la pioggia e il vento. 3-1 il parziale per la squadra di casa. Si è sbloccato un match che si è messo subito in discesa per quanto riguarda il risultato grazie al calcio di rigore trasformato da Gueye, poi il gol di Pellegrino, il tris di Longo, Marineo che l'ha riaperta al 45esimo grazie ad Angelo Azzara. Non c'è stato alcun cambio nel corso dell'intervallo, con entrambe le squadre che sono scese con gli stessi 11 del primo tempo. Marineo che prova a girare questo pallone sulla destra nella zona di Mondino, non ce la fa. E allora rimessa per il Misilmeri. Mendola, pallone in verticale per Gueye, va a prendere Marino, l'ha commesso lui il fallo da rigore, si è preso il cartellino giallo. Giallo che lo ha ricevuto anche Lavardera, l'altro Misilmeri, che è sceso in campo con Zumo in porta. Dopodiché Cerniglia, Costantino e Basile in difesa. A centrocampo Longo, Lavardera, Romano, Mendola e Pellegrino. Manfred e Gueye in attacco. A disposizione in panchina ci sono Di Salvo e Arduino per la porta, poi Aiello, Muzzo, La Paglia, Messina, Gambino e Sanna Sarto. Il Marineo invece ha risposto con Marino, Simone in porta, poi Amodeo, Daniello, Maggio e Tarantino in difesa, Altieri e Consiglio a centrocampo, Mondino, Azzara e Tripiano sulla tre quarti, dietro l'unica punta a Barbera. Attacca proprio il Marineo con Altieri, va avanti, mette in mezzo, non c'è nessuno a calciare verso la porta, la riprende Mondino che rientra sul mancino, Costantino la libera, poi il tiro di Azzara, la blocca Zumo. Doppia chance per il Marineo. Ancora la squadra ospite con Altieri che prova a piazzarla, la prende Zumo. Marineo che ha a disposizione Faraci per la porta, poi Antonino Di Peri, Totò Di Peri, Amorello, Vinicius, Salvo Di Peri Junior, Prestia, Mastro Paolo e Palma. Pellegrino la riprende, mette in mezzo, allontana Daniello. La pioggia aumenta a dismisura, c'è anche vento qui al Giovanni Aloisio del Misilmeri. Cerniglia riprende palla e sale, allarga tutto, mette in mezzo Daniello ad anticipare Gueye, il pallone rimane in aria, lo riprende Amodeo, lo rilancia Daniello, la rimessa è per il Misilmeri. Va a battere Basile. Che poi perde qualche secondo, secondo l'arbitro,
scusando la ripetizione, lasciando tutto a Pellegrino. Alla fine si è fermata. Vedremo se in questo secondo tempo ci sarà spazio per Sanasardo, dato Misilmeri il rientro dall'infortunio. Partita che però non sembra totalmente chiusa. Qui prova ad infilarsi Basile. La riprendono gli ospiti. Cosentino. Dietro da Azumo. Amodeo prima di Pellegrino, adesso Romano. Il pallone scorre, lo va a riprendere Tarantino. La pressione di Manfred. Ancora Tarantino rilancia. Provando così Longo. Un tiro al volo il suo. Fare 3-0. Calciando sul palo di Simone Marino. Qui Manfred è caduto. Sarà punizione per il Misilmeri. Nonostante un'incessante pioggia si continua a giocare. Il terreno di gioco sta tenendo. Romano con il mancino, la Vardera con il destro. Parte la Vardera al centro dell'area. Maggio di testa allontana, la riprende Romano al volo. Deviazione di Barbera. Rimessa laterale. Mette giù il Misilmeri con Manfred. La giocata per passare il pallone a Pellegrino. Deviazione ospite. Pellegrino scambia con Mendola. Va Pellegrino in mezzo, il pallone scorre, allontana il Marineo. Adesso Cosentino. Cerniglia. Pallone che ribatte su Altieri, allora lo va a riprendere il Marineo con Azzara. Passaggio centrale per Barbera, guarda la porta. Non ha modo di calciare perché subisce fallo. Ci sarà infatti la punizione. Subito titolare Barbera. Dal suo arrivo. Ha giocato la prima parte di stagione al San Vito del Capo. La punta centrale è stata Vinicius nel girone d'andata della Marineo, soltanto che non è al meglio delle sue condizioni. È raddoppiato intanto dagli altri campi l'Athletic Palermo contro la Supergiovane Castelbuono 2-0. Il gol di Matera, Athletic 2, Supergiovane 0, e avanti anche il Gela all'Ascari con lo stesso risultato, l'Ascari 0, Gela 2.
La punizione di Maggio morbida. Esce fuori di pochissimo. Gueye è fermato per pochissimo, il pallone viene ripreso da Longo che prova la conclusione in mezzo a due avversari che lo bloccano. L'esterno della Misilmeri. La Vardera prende palla, prende campo, gira per Gueye, fuori gioco. L'anticipo di Basile nei confronti di Mondino che riceve nuovamente. Tripiano. Consiglio. Mondino. Consiglio. Guarda il centro dell'area, cross profondo, la Zumo se la chiama. Occhio a Manfred, calcia al volo, Marino in angolo. Ha contato i rimbalzi, poi ha calciato. E c'è il primo cambio della partita. Ed entra proprio Vinicius in campo dopo diverse partite. Al posto di Altieri. Mossa offensiva per il Marineo. Oggi gestito da Domenico Bonanno. E sarà così fino al 20 febbraio. Ovvero la data di scadenza della squalifica a Dino Marino. Romano dalla bandierina basso. Si era girato Pellegrino. Era molto difficile però. La Vardera scivola. Il campo è bagnatissimo. Tripiano la salva Mondino. C'era tanto spazio perché Barbera stava andando avanti. Consiglio. Tripiano. Adesso Daniello. Sempre 0-0 tra San Giorgio Piana e Folgore Castelvetrano con il Piana in 10 per l'espulsione di Duli. Invece ha fatto 3-0 il Gela a Lascari. Dunque Lascari 0, Gela 3. Consiglio. Vinicius. Gestisce palla il brasiliano. Perde però il possesso. Allora Manfred, salgono in 3 del Misilmeri. L'avanzata con Basile finisce a terra al limite dell'area, non c'è nulla secondo l'arbitro che stava seguendo l'azione. Daniello porta palla. Mondino in anticipo su Mendola, ma poi i due si scontrano. Giallo per Mendola.
Aveva chiesto spiegazioni Pellegrino, questo giallo su Mendola. Batte a Zara. Il pallone è basso. Lo sporca Gueye con il tacco, poi riparte la Vardera. Gueye corre, perde di vista gli avversari perché avanza, poi va a commettere fallo su Simone Marino. C'è il giallo anche per lui. Viene chiesto l'aiuto dalla panchina per Marino. Sta entrando l'ambulanza. Ambulanza in campo all'Aloisio. C'è Simone Marino a terra. Si è rialzato il portiere della Marineo. Sembrava qualcosa di grave, tant'è che si sono corsi verso l'area della Marineo. È entrata l'ambulanza, la vedete, parcheggiata in campo. Un po' d'acqua. Fuori, Antonio! Dai! Per lui. Viva! Per fortuna il ragazzo sta bene. I medici sono lì nel mucchio che si è creato per rassicurarsi delle condizioni di Marino. Adesso si è seduto a terra. Dai, muoviamoci! Muoviamoci! Problema al piede per Marino, sembra essere così. Si rialza per la seconda volta Marino. È stato mandato a scaldare Faraci, il secondo portiere.
per precauzione a bordo campo. Si sta scaldando anche Di Peri Junior. Mi sembra essere tutto a posto per Simone Marino. Si riprende a giocare, viene chiesto il pallone. L'ambulanza tra poco lascerà il terreno di gioco. Attimi di paura, di apprensione per il portiere del Marineo. Fa manovra l'ambulanza. Torna alla base. Eccolo qui il cambio per il Marineo. Esce Daniello. Entra Di Peri Junior. Seconda mossa dalla squadra ospite. E punizione per il Marineo, battuta da Maggio, si riprende a giocare dopo un bel po'. Tripiano svirgolata, pallone sempre lungo la fascia, Tarantino, Napoli prova il tacco, rimessa laterale per il Misilmeri. Di testa di Peri Junior, concede l'angolo. Batte Romano dalla bandierina. Tantissimo movimento in aria, di testa si prova il colpo sotto porta. Fallo su Marino. C'è il primo finale del pomeriggio intanto con la vittoria dell'Athletic Palermo sulla super giovane Castelbuono 2-0. Continua il primato dei nero-rosa. Soprattutto continua la lotta con il Gela per la vittoria del campionato. Con il Gela sempre avanti. Alascari. Mondino. Gira. Pallone preso dalla Vardera. Stava correndo Gueye che si dispera perché aveva tutto il campo a disposizione. Lanciato di Peri Junior. La prende Zummo. Longo. Sponda. Maggio libera. Assieme ai compagni. C'è un altro finale. Quello di Trapani, dove l'Accademia Trapani ha battuto il Partinico Dace per 2-1 in rimonta. Gueye se la porta avanti, riesce a metterla in mezzo la Vardera, oltre la traversa.
Occasione per il Misil Meri. Non arrivava una da un po'. Consiglio. Mondino. Il passaggio in profondità. Gli scambi di Basile Romano. Adesso Gueye. Il varco per Manfred. Passaggio molto intelligente. Manfred! Evita Simone Marino e segna il gol del 4-1. Prima si è sbloccato Gueye. Adesso lo fa Manfred con la maglia della Don Carlo Misilmeri. Grande assist di David Gueye per Vincenzo Manfred, che torna a segnare con questa maglia. (4-1). Gueye, Pellegrino, Longo aveva riaperto i conti a Zara alla ricerca di un secondo tempo migliore per il Marineo. Poco fa il gol di Manfred, che probabilmente ha messo fine a questa partita. Ancora Gueye. Lamenta una trattenuta, infatti c'è il fallo rischiato dall'arbitro, c'è anche il cartellino giallo per Trepiano. L'arbitro va anche ad espellere un componente della panchina del Marineo. Espulso Consiglio. Marineo in 10 per l'ultimo quarto d'ora. Punizione Misilmeri con la Vardera alle stelle. Maggio. La Vardera recupera palla. Manfred in avanti per Gueye. C'è però Maggio, l'ultimo ad arrendersi. Di testa Basile. Molto buona la sua prima da titolare. Quest'oggi cross in mezzo di Azzara. Barbera prova ad agganciare. Gueye. Non c'è fallo di Tarantino. Corre comunque il Misilmeri. Longo vuole la deviazione di Maggio per il fallo laterale.
non la ottiene. Ultimo quarto d'ora in cui il Marineo proverà a salvare l'onore. Barbera ha provato lo stop di petto, poi ha avuto difficoltà. Pellegrino la controlla, la mette giù, contro Mondino, spinta, poi il cross al volo, il tiro largo di Manfred, non è finito neanche fuori. In anticipo Amodeo, adesso Mondino. Maggio, Tarantino. Azzara, morbido, il pallone per Tarantino. Lo riprende Tarantino, evitando l'avversario. C'è però il recupero della Misil Mary in difesa. Nel lancio di Mendola. Non corre nessuno. In profondità tra Manfred e Gueye. Vinicius si scontra con la Vardera, palla 2. C'è però Mendola a terra. C'è anche un cambio pronto per il Misil Mary. Prima però si soccorre Mendola. Sofferente Luigi Mendola. Dai che sei un leone, gli dice Napoli a distanza. Si rialza Mendola. Si va con il cambio. Esce Gueye. Entra Gambino. Momentaneamente fuori Mendola. Il rilancio di Zumo. Provato il controllo. Nuovo entrato Gambino.
Adesso compone l'attacco con Manfred. Mondino aveva fatto tutto bene poi lo scontro con Pellegrino. E Mondino. Pardon, Amodeo. Tarantino. Serie di scambi per arrivare in fascia verso il fondo. Si insiste in casa Marineo con Tarantino. Colpo di testa per servire la Vardera, per far correre il Misilmeri. Viene chiesto il pallone al centro, lo va a recuperare Mendola. La prende Marino. Azzara. Niente da fare con Mondino. Rimessa per il Misilmeri. Manfred, 3 palleggi, poi Mendola per Gambino. Evita Azzara, ancora Gambino. È entrato bene in campo. Romano. Mendola. Tira tutto da Cerniglia. La Vardera. Lancia a cambiare tutto. La prende Manfred, poi decide di calciare largo senza guardare la porta. Ritmi decisamente più lenti dopo il gol di Manfred, che di fatto ha chiuso la partita. Marineo prova a fare quel che può. Attenzione alla corsa di Manfred. Pallone a Marino. Il rilancio. Centrocampo, Mendola. La recupera lui. Corre Romano. La riceve però Gambino. Pallone per la Vardera. Si ferma. Ancora la Vardera. Va fino in fondo. Il cross in mezzo. Maggio. Tocco dubbio. C'è il calcio di rigore. Tocco con il braccio di Maggio. E secondo calcio di rigore della partita. Misil Mediale. Cerniglia sul dischetto per incrementare il suo bottino per salire nella classifica marcatori.
Cernia 5-1. Ennesimo gol su calcio di rigore della sua stagione. Partita che si chiude con una catena fortissima. Cambio nella Misil Mary. Entra Messina. Esce Manfred. Dunque 5-1. Si è aggiunto Stefano Cerniglia al tabellino dei marcatori. Secondo rigore su 2 trasformato oggi dalla Don Carlo. Di Peri Junior calcia da lì, la prende Zummo. Il pallone del nuovo entrato Leonardo Messina a mandare gli attaccanti. Maggio non la fa vedere gli avversari. Peccato per la prestazione di Maggio, perché è stato il migliore in campo nel Marineo. Ha concesso però questo calcio di rigore. (4-0) della Gela all'Ascari. Cambio. Esce Costantino. Entra Aiello. Cambio anche nel Marineo con l'uscita di Mondino. L'ingresso in campo di Antonino Di Perie, esordio in stagione, marinese doc. C'è spazio anche per lui in questo finale ormai iscritto. Lavardera si accentra, pallone per Romano, tiro ribattuto. La prende adesso Antonino Di Peri, la alza Romano, pallone per Lavardera. Il tiro di Lavardera controllato da Marino. Centrocampista Antonino Di Peri. Finite panchine tra l'anno scorso e questa stagione, dopo essere tornato con la maglia dell'Oratorio, dopo la parentesi in terza categoria con l'altra squadra di Marineo, il Marineo Calcio, nata l'anno scorso.
Ormai siamo oltre il 90°, si aspetta soltanto il triplice fischio. Arbitro che presumibilmente farà giocare per i classici 3 minuti persi per i cambi, anche se c'è stato lo stop del gioco a causa dello stop a sua volta di Simone Marino, l'entrata dell'ambulanza, e infatti saranno 3 i minuti di recupero in maniera ufficiale. 0-0 il finale tra San Giorgio Piana e Folgore Castelvetrano. Non ci facciamo male a sto punto, calma. Stop anche per Maggio che si ferma. Zoppica un pochino. Diciamo che se non c'è lui è davvero un bel problema per il Marineo. C'è il cambio, non ce la fa continuare, seppur per quel che resta di questa partita. Lancia addirittura la fascia da capitano Maggio ad Antonino Di Peri. Entra al suo posto Prestia. Classe 2007. Esce per infortunio Maggio. Partita che si sta prolungando ulteriormente, più del dovuto. E l'arbitro fischia anche in anticipo. 5-1 della Don Carlo Misilmeri sull'oratorio marineo, che ha concluso in 10 la propria sfida per l'espulsione di Consiglio. Le reti all'8° Gueye su calcio di rigore. 20° minuto il gol di Pellegrino, al 42° Longo ha accorciato a Zara. Al 45° del secondo tempo Manfred al 71° e poi il rigore trasformato da Cerniglia all'86°. È tutto da Giovanni Aloisio, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.